Non posso sbagliare questa Amici di Sportivi, appassionati di calcio giovanile, ben trovati al campo sportivo Pietro Pisani di Palermo. Si affrontano la Don Carlo Misilmeri e il Monreale per il campionato regionale juniores per quel che riguarda il playoff relativo alla provincia di Palermo. Si affrontano le squadre che hanno vinto i rispettivi gironi. La Don Carlo Misilmeri, al termine di una passerella straordinaria in un raggruppamento come quello A, vinto ai danni in particolare dell'Aspra, è arrivato secondo. D'altra parte il Monreale, che invece ha avuto la meglio soltanto al termine dello spareggio sulla Parmonval, uno spareggio che abbiamo trasmesso in diretta la scorsa settimana. In un certo senso c'è un filo rosso che collega queste due squadre, perché proprio sul terreno di gioco di casa della Don Carlo, però sia il Giovanni Aloisio, è arrivata la qualificazione del Monreale a questo primo turno playoff. Ci sono 5 partite in programma in questo turno playoff. Si accederà poi al turno successivo, che presumibilmente vedrà una partita secca e un triangolare per stabilire chi passerà ancora il turno. Ma intanto gustiamoci questa partita molto interessante tra i ragazzi guidati da Giampaolo Lobue e la squadra invece guidata da Giuseppe Di Gaetano. A breve la lettura delle formazioni, ma prima attendiamo il fischio d'inizio della partita, che verrà dato dalla Don Carlo Misilmeri, che gioca in maglia blu con inserti biancherossi sulle maniche, pantaloncini bianchi e calzettoni rossi. Dall'altra parte tutto rosso il completo scelto dal Monreale per questa partita che inizia ormai da qualche secondo. E Don Carlo che è in possesso della palla, Don Carlo che schiera Chinnici in porta, poi linea difensiva con a destra De Caro, i centrali Di Spezio e Bonaccorso, a sinistra gioca Pesetti, a centrocampo invece spazio per Ingrassia, Romano, mentre sulla tre quarti a sostegno della punta Lo Gerfo ci sono Virzì, Caracappa e D'Agostino. Risponde invece il Monreale di Mister Di Gaetano, che qui riesce a deviare la palla dalle parti però di Pesetti. C'è il colpo di testa di Lo Gerfo, poi quello di Virzì che consente la corsa di D'Agostino. C'è la deviazione, l'arbitro non vede un presunto tocco col braccio, allora si continua a giocare. Pesetti salta un avversario, poi tocca a sinistra per D'Agostino che propone al centro il pallone, colpo di testa, il palo di Virzì subito ad un passo dal gol. La Don Carlo Misilmeri dopo 70 secondi di gioco recupera palla la squadra di Lobue. Ora vediamo se possiamo andare con la lettura della formazione del Monreale che gioca con in porta Cannella, poi linea difensiva composta da Francesco Parlato, Davì e Follari, mentre c'è l'uscita da parte proprio di Cannella. A centrocampo sulla sinistra sta giocando Seidita, sulla destra sta giocando Uzzo, in mezzo al campo Randazzo con Carlino e con Stefano Parlato, in attacco Parrinello insieme a Costantino. Quindi da annotare subito dopo 67 secondi di gioco la prima occasione della partita. Vieni dentro!
Pesetti muove il pallone a sinistra per D'Agostino, molto sollecitato, l'esterno sinistro della Don Carlo. Qui Pesetti fermato col fallo da parte di Uzzo e allora punizione Misilmeri. Sul pallone c'è Romano che è di casa sul green del Pisani, lui giocatore di Estrazione Calcio Sicilia, e che tra altre cose ha deciso la partita giocata contro il Calcio Sicilia proprio su questo campo, 1-0 con la sua firma. La battuta di Romano, colpo di testa a mettere fuori da parte di Stefano Parlato, poi prova ad uscire palla al piede Randazzo, trattenuto da Pesetti, l'arbitro non concede il vantaggio. Calcio di punizione per il Monreale, già battuto. Uzzo di testa, poi la gira in qualche modo e la tiene anche in campo. Poi Costantino prova a liberarsi, lo fa con eleganza come ha spesso fatto in questo campionato. Randazzo, tocco per Francesco Parlato, in avanti verso l'area di rigore, la fa scorrere Chinnici che si accontenta del rinvio da fondocampo. Si gioca subito. La battuta di Chinnici, colpo di testa di Follari, poi il tocco sbagliato da parte di Stefano Parlato alla partenza di Logerfo che corre, resiste a Randazzo per la palla allargata sulla destra per Ingrassia, ancora tocco per Logerfo dal limite, e il gol di Logerfo che sblocca la partita in favore della Don Carlo, e l'1-0 con la firma forse più attesa nell'attacco bianco-rosso è quella di Vincenzo Logerfo. E dunque si sblocca subito e si sblocca in favore dei dominatori del girone A. Questa finale playoff si sblocca con la rete di Logerfo. Nonostante la deviazione che abbia rallentato il suo tiro, è riuscito comunque a far secco Cannella, e dopo il palo colpito in precedenza da Virzì arriva la firma di un altro pezzo da 90 a disposizione di Giampaolo Lobue, che qui guadagna subito il pallone, concede solo fallo laterale nella circostanza De Caro. Allora la rimessa di Francesco Parlato verso l'area di rigore, interviene Ingrassia, ancora De Caro che allontana verso Logerfo, anticipato da Davi. Randazzo, Parrinello, doppietta per lui, tra l'altro doppietta con 2 grandi gol nella partita giocata a Misilmeri contro la Parmaval. Stefano Parlato con il cross, colpo di testa di Bonaccorso, poi si gira Pesetti che allontana la minaccia, prova a servire Virzì che corre. Virzì contrastato da Uzzo, poi D'Agostino non riesce a tenere il pallone in campo. Un fallo laterale per il Monreale, che adesso è chiamato a una reazione dopo il gol segnato quasi 2 minuti fa dallo Logerfo. Caracappa alza questo strano pallone, lui stesso va a colpire di testa, poi Logerfo, ma c'è un giocatore del Monreale a terra, richiamata subito l'attenzione del direttore di gara, anche se Stefano Parlato qui si rialza subito e verrà dunque scodellato il pallone alla Don Carlo Misilmeri, che ne era in possesso. Romano la gioca subito su De Caro, prende il centro De Caro con i compagni che gli lasciano spazio per l'apertura, a vuoto qui Francesco Parlato, allora chance per Caracappa, in area Caracappa destro, sul fondo Samuele Caracappa vicino al raddoppio. Don Carlo che sta monopolizzando le palle gol di questi primi 7 minuti di partita. E adesso squadra con tanti
elementi che hanno debuttato, che fanno parte comunque in pianta stabile della prima squadra. Basti pensare a il già citato, all'appena citato Caracappa, ma anche allo stesso Romano. Quindi tanta attenzione però alla corsa di Parlato, facile per l'uscita da parte di Matteo Chinnici, un altro ragazzo che ha già debuttato anche in prima squadra. Intanto problemi per Parrinello. Parrinello che ha vissuto un finale di stagione magico, 6 gol nelle ultime 3 partite, di cui la doppietta decisiva per battere la Parma, a cui facevo menzione prima. Tanto Morele che restituisce palla a Matteo Chinnici. Romano, apertura su De Caro. De Caro cambia gioco, va da Pesetti. Pesetti l'ha giocato prima perché pressato, lo fa bene dalle parti di D'Agostino, prende il centro D'Agostino, poi un occhio dall'altra parte dove c'è Caracappa, il controllo. Caracappa prende il centro, Caracappa è sul fondo, mette in mezzo il pallone, deviazione di Davì, poi prolunga il randazzo dove non può arrivare Stefano Parlato, e allora De Caro con tutta la calma del mondo si accontenta del fallo laterale, il capitano della Don Carlo Misilmeri, che va con le mani su Romano, l'appoggio a Ismaele Bonaccorso. De Caro, lungolinea, rischioso, intercettato da Seidita, oggi chiamato a un lavoro di sacrificio sulla fascia, lui è abituato a giocare là davanti. Mister Di Catena ha deciso di puntare sul tandem Costantino Parrinello là davanti. Caracappa intercetta ancora Seidita, altra rimessa in zona d'attacco per la Don Carlo Misilmeri. 9 minuti trascorsi, 1-0 per la squadra di Lobue. Sta decidendo il gol segnato dopo 4 minuti e mezzo da Vincenzo Logerfo, che tocca ora per De Caro, allontana Seidita, poi Parrinello non riesce a tenerla contro Bonaccorso, poi Romano preferisce alleggerire su Chinnici. Il pubblico qui presente al Pisani approda. Sali su, accompagna. Logerfo, forse sbilanciato da Davì che con mestiere guadagna palla, poi Caracappa commette fallo, Ancata su Francesco Parlato. Inizia il proverbiale confronto tra mister Di Gaetano e i suoi ragazzi. Parrinello perde palla qui, Parrinello, rimessa per Don Carlo Misilmeri, che l'ha già giocata all'indietro su Chinnici. Pesetti la gioca di prima per disorientare Uzzo, che però gliela mette in fallo laterale. Pesetti gioca su Logerfo, ancora Pesetti pressato, ricomincia con Di Spezio che appoggia a Chinnici, rinvio, il controllo col petto, poi rischia qualcosa Davì, anzi è Parlato che perde palla. Caracappa l'1 contro 1 poco con Davì, raddoppia a randazzo, costringe il 10 a ricominciare da capo, si allarga Caracappa che peva sul fondo, affrontato da Davì col fallo secondo l'arbitro, allora punizione con le proteste di Parlato, il giallo per il numero 3. Si è rialzato Caracappa, per fortuna nulla di grave per lui, però ha guadagnato un bel calcio di punizione, una posizione molto interessante. Sul pallone le due stelle del centrocampo oggi in maglia blu, Caracappa e Romano, uno col sinistro, uno col destro. Tutto il Monreale a protezione degli ultimi 20-25 metri, fatta eccezione per Costantino. Vanno in 6 in area di rigore invece per il Misilmeri, ora 7 perché se ne va Caracappa che va in aria, rimane sulla palla Romano. C'è il fischio
Romano scodella al centro, colpo di testa di Francesco Parlato a mettere fuori, poi Follari prova ad uscire, palla al piede, l'appoggio è per Carlino che gli restituisce palla, Follari per Costantino prova a giocarla su Follari, entrata di Pesetti, tutto regolare, rimane giù Pesetti che si rialza, poi duro Parrinello su Bonaccorso, rimessa per il Misilmeri, non ha ravvisato alcun contatto falloso il direttore di gara. Chinnici, battuta lunga sullo Gerfo che anticipa ancora una volta da V, poi Follari, Randazzi, di prima Carlino col petto Romano pressato e fermato, Randazzo, Parrinello, l'appoggio per Costantino, al limite Costantino, c'è il tocco verso l'area di rigore, intervento in uscita di Chinnici, ma prima c'era stato il fallo su Parrinello e conseguente calcio di punizione per il Monreale. C'è un vuoto qua, c'è un vuoto. Il pallone Carlino è Parlato il capocannoniere della sua squadra, 15, anzi 16 i suoi gol in campionato, d'altra parte più equamente distribuite le marcature per una Don Carlo che ha avuto anche la possibilità di vincere tante partite con ampio margine, quindi possibilità anche di ruotare i giocatori a sua disposizione. Tutti sul secondo palo, c'è il fischio dell'arbitro, Carlino finta, allora Parlato che cerca la porta, non la trova e anche in maniera abbondante, pallone sul fondo. Quando siamo a ridosso della fine del primo quarto d'ora di partita. La battuta subito su Pesetti. Randazzo, poi Parlato la gira su Parrinello che per una volta anticipa Bonaccorso, ma non c'è nessuno a supporto, allora palla facile per Chinnici. Bonaccorso, sventaglia a sinistra su Pesetti, anticipato da Uzzo che poi insegue la palla, non la trova, comunque rimessa per la Don Carlo Misilmeri. Adesso sta gestendo il ritmo di una partita che è ancora molto lunga, sì, per carità sbloccata al quarto minuto, ma con tanta vita ancora davanti che il Monreale non sarà di certo domo a lasciar giocare gli uomini di Lobue. Follari rovescia verso il centro, trova Caracappa che di testa prova a servire i compagni, arriva Davi alla sua maniera, poi Romano apre con eleganza come sempre su De Caro. Lancio lungo di De Caro a cercare Caracappa, di testa Francesco Parlato in fallo laterale. Caracappa con le mani cerca e trova lo Gerfo, scambiano i due, ancora Caracappa che prende il centro, Caracappa altro dribbling stavolta verso l'esterno, tocca ancora allo Gerfo affrontato da Francesco Parlato, regolare secondo l'arbitro e comunque rimessa per la squadra guidata da Lobue. La rimessa all'indirizzo di Bonaccorso, poi Ingrassia che prova a scambiare con De Caro e comunque rimessa per la Don Carlo. De Caro con le mani, arriva lo Gerfo, la palla è per lui, nuovamente De Caro stringe il numero 3, palla per Bonaccorso cambia gioco, vede Pesetti tutto solo dall'altra parte. Buona la giocata del centrale, ha giocato di recente anche nella rappresentativa juniores guidata da Gianni Chedda. Follari intanto ha recuperato palla per il Monreale, palla centrale sbagliata, se ne rammarica lui stesso, poi D'Agostino con Pesetti, rimessa Misilmeri,
con Pesetti. Follari calcia addosso ad un compagno, poi prova a recuperare D'Agostino, si scontra viene la fortuita con Virzì, un po' di confusione nelle ultime azioni d'attacco. Romano interviene, Ingrassia che prova a prolungare la traiettoria a far serie ai compagni, lo gerfo anticipato da Davi, poi il colpo di testa di Pesetti. Costantino cambia gioco, va da 6 dita, capisce guarda tutto Caracappa che recupera e scappa via, allunga la falcata Caracappa, lo gerfo però non indica la via del passaggio, Caracappa costretto ad allargarsi, il campo però è finito e sarà fallo laterale per la Don Carlo, che qui non ha gestito benissimo la ripartenza. Qui colpo di testa di Romano sulla rimessa del Monreale, arriva Cannella. Davide lungo di testa, buon apporso, poi Ingrassia per lo gerfo, apertura a Caracappa, Caracappa punta parlato, prova a saltarlo, non ci riesce, buona qui la chiusura del numero 3 del Monreale che subisce il fallo del giocatore l'anno scorso impegnato con la formazione Primavera del Palermo, finalista in Primavera 3, perso contro il Padova. Quest'anno nuovamente una finale per la Primavera 3 rosanero, che deve però attendere l'esito dei playoff per conoscere quello che sarà l'ultimo avversario di questo campionato. Uzzo si trascina il pallone fuori, rimessa per la Don Carlo, mentre è iniziato a piovere esattamente un paio di minuti prima del fischio d'inizio, quando eravamo pronti ad iniziare la nostra diretta qui dal Pietro Pisani, e non ha letteralmente mai smesso. Un altro fallo laterale con la palla allontanata da Carlino. A vuoto Follari, torna Carlino sul pallone, poi Uzzo alza il campanile dalle parti di Parrinello che si scontra, rischia anche qualcosa contro De Caro, poi alla fine recupera palla da via, prova a scattare Costantino, esce però fuori dall'area di rigore Chinnici con un ottimo intervento, 6 dita, il controllo e la girata su Randazzo che però viene scavalcato dal pallone e si perde direttamente il fallo laterale. Rimessa Don Carlo su buon apporso, poi Romano indietro a Chinnici, guarda i compagni, lancia lungo a cercare lo gerfo, Davi vola a prenderla di testa, poi D'Agostino, serie di finte contro Follari del numero 8 che serve sulla corsa Virzì, fermato, e lui l'ultimo a toccare. Virzì, un altro dei mattatori della squadra che solitamente gioca vestita di biancorosso. Un fallo laterale nel punto per Follari. Ora Inga! David. Inizia a muoversi, Inga! La battuta lunga e forse in fuorigioco, Stefano Parlato controlla, sì, fuorigioco. Tanto direttore di gara che deve che va a redarguire Mister Di Gaetano. Proteste giustificate o meno, comunque un po' troppo vibranti. Samuele e Virzì, tieniteli stretti. Nei toni e nei termini. Intanto batte Chinnici verso D'Agostino e verso lo gerfo. Quest'ultimo prova ad arrivare, spallata con Follari. Rimessa per il Monreale. Rimprovero all'autore del gol che, quando siamo quasi a metà del primo tempo, sta decidendo la partita. Pesetti di petto lo gerfo, poi D'Agostino prova a passare, lo ferma Parlato, poi Ingrassia, in qualche modo la palla arriva, da Villa allontana, la prolunga Randazzo, buona corsa con il controllo a seguire non facile, poi bravo a capire e a cercare De Caro che rischia e sbaglia. Poi Costantino si lotta, Parrinello esagera in mezzo a due, Parrinello la perde, Romano riesce a passare, poi viene fermato
ancora che si lotta su ogni pallone, interviene Carlino a cercare di dare ritmo all'attacco del Monreale che passa dai piedi di Parlato, non da quelli di Costantino, servito male dal suo numero 8 e sarà rimessa. Romano la gira, dove però non ci sono compagni, apertura a memoria, però non trova Sbocchi. Allora andrà Follari, la battuta con le mani, si avvicina Uzzo, si avvicina Parlato, la palla è per quest'ultimo, girata non perfetta del numero 8, allora Romano, in avanti per lo Gelfo, colpetto per Birzì, da Viliscia, Caracappa, fermato, calcio di punizione dal limite per la Don Carlo Misilmeri. Occhio a questa battuta, 23 minuti, 10 secondi. Palla sicuramente invitante per i tiratori. Ci sono ancora Romano e Caracappa, probabilmente andrà Romano col sinistro. Giocatore dotato di grande sensibilità col piede mancino. Tra l'altro giocatore che prima di un paio di piccoli infortuni ha avuto anche diverse chance con la prima squadra, con Utro prima e con Aronica poi. Tanto Cannella lamenta la posizione di Virzì vicino a lui, direttore di gara che richiama anche lo Gerfo e Francesco Parlato. Probabilmente a breve si andrà alla battuta della punizione. Sul pallone si è portato anche Pesetti, ma toccherà a Romano o a Caracappa. In 6 nella barriera del Monreale c'è il fischio dell'arbitro, la battuta di Romano con deviazione, ma è buono ugualmente il gol del 2-0, il gol di Peppe Romano che esulta davanti ai suoi sostenitori. E la rete del 2-0 per la Don Carlo Misilmeri. Grande battuta da parte del playmaker di Mister Lobue, abbracciato da tutti. È il gol del 2-0, un gol importantissimo per l'economia della partita, perché il Monreale stava provando a venire fuori, lo ricaccia subito indietro Peppe Romano. 2-0 per la squadra misilmerese, per la dominatrice del girone A, che sta imprimendo la sua legge anche in questa finale provinciale, se vogliamo chiamarla così, ma in realtà è un primo turno playoff, quindi solamente un caso che si affrontino squadre provenienti da Palermo. Intanto attenzione all'inserimento di De Caro, anticipato da Follari, l'arbitro vede un fallo del numero 3 della Don Carlo, che per chi si fosse messo in visione in ascolto solo ora, un minuto fa ha raddoppiato con Giuseppe Romano, col classe 2005, che come dicevo prima sul campo del Pisani è di casa, lui cresciuto proprio nel settore giovanile del calcio siciliano, dei più floridi non solo di Palermo ma dell'intera regione, e che qui non poteva che imprimere il suo marchio. Caracappa in mezzo a maglie rosse decide di scaricare sullo Gerfo, duello con 6 dita, lo Gerfo cerca sfoghi, lo trova in De Caro, anticipato per ancora De Caro e prova a impossessarsene. Parlato alla meglio e palla per Costantino che corre con Di Spezio, bravo Di Spezio a chiudere, bravo Vinnicio a uscire addirittura a centrocampo. Birzì, Caracappa allarga per D'Agostino, questa è una gran palla. D'Agostino, la giocata in mezzo, chiude Davi, ma c'è Ingrassia trattenuto da Randazzo, l'arbitro lascia giocare, prova a ripartire il Monreale con Randazzo che vince il rimpallo, poi Parlato fa scorrere su 6 dita, lungolinea che impatta su Parlato, voleva sicuramente servire Randazzo sulla corsa, la scampa in questo caso la squadra in maglia blu che torna padrona con D'Agostino.
lo Gerfo fermato, poi Uzzo prima di Romano che può metterle in fallo laterale. Chi c'è? Dai, dai! Strategia là! La rimessa col colpo di testa di Pesetti nel parcheggio del Pisani. Abbiamo rischiato di prendere subito. Abbiamo rischiato di prendere. Altra rimessa per Roberto Follari. Questa volta a cercare Parrinello che fa sponda dove però non ci sono maglie rosse a supporto. Davi calcia lungo, è un accorso prolunga su Chinnici. Ricordo le altre partite della fase regionale del torneo riservato agli juniores con le squadre facenti parte delle altre 8 province che si sono sfidate. Prima l'azione della Don Carlo con Caracappa, sempre Francesco Parlato su di lui, converge Caracappa, sempre palla incollata al destro, lo respinge Davi, rimessa Misilmeri. Dicevo delle altre partite con il Messana che ha vinto 2-0 contro il Camaro, la Catania San Pio X 3-1 sul Gela, poi 3-3 tra Vittoria e Real Siracusa Belvedere, 7-1 del Pro Falcone sul San Fratello, 3-2 dell'Unitas Sciacca contro il Castellammare. Si sta giocando la Meridiana Sport Millennium con il vantaggio di quest'ultimi per 1-0. Ricordiamo che tra una settimana si giocheranno i quarti di finale con il metodo del sorteggio, si arriverà poi alla data del 29 aprile, quella in cui si giocherà la finale che assegnerà il titolo regionale della categoria juniores. D'Agostino cerca e trova Pesetti che però non aggancia, allora Carlino. Follari, palla giocata in avanti, intercetta però di Speccia senza grossi problemi, pallone lungo, sponda di Logerfa a cercare Caracappa, ancora Caracappa che prova a liberarsi. D'Agostino al limite, prova a farla girare, c'è la chiusura però. Don Carlo che però insiste. Pesetti, Caracappa verso il limite, calcia col destro, lotta, cannella senza problemi. Qui la giocata di Sedita. Sedita prova ad andare, viene rimontato Parrinello con la finta, cerca di librarsi, ancora Parrinello, tocco per Randazzo, Davi, ricomincia il Monreale, Follari, Uzzo, riesce a liberarsi di Pesetti, Uzzo, arriva Virzì su di lui che lo ferma senza commettere fallo, gran giocata difensiva di Virzì e ripartenza Misilmeri con D'Agostino, sovrappone Pesetti, lo serve Pesetti, un'occhiata al centro, parte il cross, lo Gerfo la tocca, poi non riesce a indirizzarla e alla fine prova ad arrivare Virzì che tocca per ultimo, rinviato al fondo. Recuperato palla da Don Carlo, Romano, ancora Romano, 3-0 per la Don Carlo, inarrestabile Peppe Romano, è doppietta per lui, è 3-0, è dominio totale della Don Carlo Misilmeri. Doppietta del playmaker che ruba e segna. Riprende il gioco qui al Pisani. Punteggio che assume connotati importanti ma che non va troppo lontano da quello che è l'andamento della partita. Carlino, Parrinello si gira, il controllo, lo spinge, buon accorso, l'arbitro fischia.
Calcio di punizione per il Monreale, che comunque ci prova, che comunque reagisce. 6 dita, punta De Caro, 6 dita con le finte, ubriaca De Caro, poi calcia, palla fuori. Portalo sull'esterno là. Mettiti bene con il corpo, lo porti sull'esterno, Dani. Qui rischia qualcosa sulla ripartenza la Don Carlo, fallo di Parrinello su De Caro. Ultimi 12 minuti e mezzo di un primo tempo che tra altre cose ha anche vissuto poche interruzioni. Brava è stata la Don Carlo a non farsi così appiattire, a non aspettare l'avversario, squadra che ha sempre la voglia, l'intenzione di tenere il pallino del gioco in mano. Lo si è visto con i continui attacchi, con la gestione oculata del ritmo e della palla. Il tutto senza concedere spazio a una squadra comunque temibile sul veloce come il Monreale, che qui guadagna calcio di punizione, fallo di Ingrassia su Parlato. Non ti abbassare là, non ti abbassare là. Satti! Tanto! Tanti uomini in area per l'una e per l'altra squadra, sono in 7 per la Don Carlo, sono invece in 5 per il Monreale. Parlato va comunque verso l'area di rigore, prova a staccare Davic, l'anticipo e poi calcio d'angolo che è anche il primo della gara. Lo batte il Monreale. Sale Follari, che sono in 6 a saltare del Monreale, quasi tutta la Don Carlo in area, fuori soltanto D'Agostino e Caracappa. La battuta di Parlato, stacca Davi che propone quasi un assist, colpo di testa e poi chiude Pesetti. Chiedono un fallo di mano, seppur in maniera molto timida, i giocatori in maglia rossa, che qui recuperano. Uzzo, Parlato, Carlino, Uzzo, buona questa trama, capisce però tutto prima Ingrassia. Lo Gerfo con lo scarico per Pesetti, poi la palla verso l'area, si fa prendere dalla fretta, dalla frenesia qui Davide Pesetti. 6 dita, affrontato da Caracappa, insiste nella corsa 6 dita, va giù, lo lascia giocare per recupero Parrinello, trattenuta di Samuele Caracappa e poi si spintonano i due. Calma, Samuele! Comunque calcio di punizione per il Monreale con Davi. Follari. Calma! Fallo parlare! Stai tranquillo, non mi interessa a me! 6 dita, con spazio. Arriva Caracappa a pressare, prosegue 6 dita che poi prende il centro, trova lo spazio, chiude però ancora Peppe Romano, dominatore totale della partita il 6. Poi Caracappa resiste alla prima scivolata, ancora Caracappa che insiste, l'entrata poi di Davi pulita sul pallone. Romano rialimenta l'azione, passa in mezzo a 2, ancora Romano che gioca con la palla e con gli avversari, approfitta dello scontro con Francesco Parlato, guadagna punizione. Al controllo nervoso, tecnico e fisico della partita Giuseppe Romano. Proprio il 6 sul punto di battuta della punizione. La palla tesa al centro, allontana 6 dita, poi prova ad uscire Stefano Parlato, guadagna il rimpallo e allora può avanzare. Ancora Parlato, inseguito addirittura da Lo Gerfo. Costantino, non si è ancora visto in partita il 9, poi Carlino fa passare per Parrinello, ricomincia a palleggiare dalla retrovia il Monreale con Francesco Parlato. David vede il movimento di Parrinello, prova a servirlo di testa De Caro. Sul rimbalzo arriva Uzzo, poi Francesco Parlato,
per Sedita che vince il contrasto con Ingrassia. Ancora Sedita con la sterzata, prova a far fuori gli avversari, poi passa dal limite, l'anticipo secco di Dispezio. Davi batte lungo, prolunga Costantino, di testa Bonaccorso, poi Virzì non la mette giù, decide di alzare questo campanile, Follari la fa rimbalzare, la palla rimane in campo, poi arriva D'Agostino che non riesce a intervenire in tempo. Rimessa Monreale proprio per Follari. Uzzo mangiato sul controllo da Virzì. Virzì scambia con lo Gerfo, poi non riesce a restituirgli palla, va a pressare su Carlino, commette fallo. Ritrovede la cintura fatta col braccio sinistro dal numero 9, oggi chiamato più a un compito difensivo, a maggior ragione dopo il gol che ha sbloccato la partita dopo pochi minuti. Francesco Parlato, Stefano Parlato, vede il movimento di Sedita, prova a servirlo sulla corsa, Sedita inseguito da De Caro che lo chiude. Puntuale come sempre il numero 3 della Don Carlo Misilmeri, che concede però rimessa. Parlato, la palla passa in qualche modo, Parrinello incespica sul pallone, anche sfortunato il 10, poi rimessa dopo il tocco di Ingrassia. Landazzo la rimette subito in gioco. Stefano Parlato, Davi perde palla, allora Romano di rimbalzo verso Caracappa, esce Cannella di testa. Parlato, lungo, Uzzo la controlla col petto non trovando sponde, allora Dispezio esce a togliergliela, poi scambio troppo accelerato, troppo affrettato tra Virzì e D'Agostino, anche quest'ultimo che la perde. Carlino, Sedita scucchiaia verso l'area, il controllo di Uzzo che calcia ma in fuorigioco. Comunque calcio di punizione. Totti, vieni da questa parte. Ciccio, Poco meno di 6 minuti alla fine. Mezzo alla sinistra. Totto! Un primo tempo a forti tinte misilmeresi. Punteggio che forse potrebbe sembrare esagerato, ma dice, ripeto, veramente tanto su quello che è stato il controllo della partita da parte della squadra che adesso ha il pallone tra i piedi con De Caro. D'Agostino, lo Gerfo, De Caro, giocano a memoria i ragazzi di Lobue, poi Ingrassia allarga per Caracappa, fuori gioco. Quasi a rovinare tutto qui il movimento in anticipo del numero 10. Totti, abbassati un po', Davi batte lungo ancora a cercare questa volta Follari che va in anticipo su Pesetti, il quale però tocca in fallo laterale. Oh, ascoltami, devi stare sempre così con lo gelo, così mai lì. Rimessa proprio per Follari. Uzzo, serie di finte di Uzzo che viene fermato, poi Parrinello, ma Romano arriva prima. Bonaccorso, De Caro, Guardalo ora. batte lungo De Caro, si era mosso lo Gerfo, la palla per Davi che stacca forse in anticipo, riesce comunque a rimanere con i piedi. Stefano Parlato per Carlino, ancora Romano con i tentacoli su tutti i palloni e rilancia l'azione dei suoi. Caracappa, controllo, alza la testa e guarda i compagni, vede il movimento di D'Agostino sopra la traversa, il tentativo, ma ancora una volta facile per la Don Carlo arrivare. Dai. E riparte dal fondo il Monreale. 41-20, con la pioggia che per il momento dà una tregua ai ragazzi e anche a chi vi racconta la gara. Randazzi, Francesco Parlato, Davi,
passa sul primo velo di pressing di Caracappa, poi Sedita, pallone non facile, in qualche modo riesce a servire Parrinello che sterza, Parrinello cerca compagni, poi dribbla su Virzì, palla in profondità per la corsa di Uzzo che anticipa Chinnici e poi può depositare verso la porta per il gol del 3-1, il gol di Uzzo che rianima il Monreale. Da sottolineare però la gran palla messa da Parrinello. -2 Monreale a -3 dalla fine del primo tempo. La palla subito a qua, oh. Ci vuole essere in realtà per perdere la palla subito a qua. Dunque segna Uzzo dopo una palla lavorata da Parrinello, in un primo momento quasi bacchettato dai compagni per non aver giocato la palla subito, poi alla fine ha trovato una traccia un po' ferma. La difesa in maglia blu, ne ha approfittato Uzzo a scartare Chinnici e a metterla nella portavuota, anche con un piccolo brivido perché la palla sembrava quasi persa e stava tornando la difesa della Don Carlo Misilmeri, che ha comunque 2 gol di vantaggio. Chiaro che concedere gol poco prima della fine del primo tempo può dare respiro, può dare ossigeno, può dare convinzione agli avversari, specie quando c'è in atto una sfida tra prime classificate. Qui Cannella rischia enormemente, palla per lo Gerfo, fermato da Carlino. Poi Sedita la può tenere in campo, riesce a tenerla nonostante il controllo non perfetto. Poi Sedita fermato da Romano, tutto regolare. Romano però a passare su Sedita che lo rispedisce al mittente, fallo laterale. De Caro, lungo con le mani, cerca lo Gerfo, interviene Davì, rimessa per la Don Carlo che prova a riportarsi pian piano in attacco. Lo Gerfo, controllo non perfetto, forse il primo errore della sua partita. Rimessa per il Monreale che riconquista Davì. Folle. Ancora Davì. Francesco Parlato. Davì. Batte lungo appena vede il movimento di Parrinello, però lancio telefonato e controllato a buon accorso. Romano. Caracappa. Evita Randazzo, Caracappa, poi corre inseguito ancora da Randazzo che lo stende. E calcio di punizione per la Don Carlo Misilmeri. Batte subito Caracappa. Tra l'altro, per sua fortuna, l'arbitro ha fermato il gioco perché c'era la possibilità di mettersi in movimento e di mettere soprattutto in movimento Virzì un po' disattento nella circostanza. Sul pallone lo Gerfo con Romano che è lì nei paraggi. C'è il fischio dell'arbitro. Alla fine infatti parte Romano! Mamma mia, ancora! Romano! 4-1! Ma che cosa possiamo dire ancora? Seconda punizione, questa dritta sotto l'incrocio dei pali. Peppe Romano show oggi al Pietro Pisani di Palermo. E 4-1 per la Don Carlo che nel momento forse più complicato della partita trova le perle, le giocate dei suoi singoli. 4-1, mamma mia che punizione che ha tirato Romano. E l'arbitro manda tutti negli spogliatoi sul risultato di 4-1. La partita che ha un grande dominatore e questo signore è qui sul quale indugio, ossia Peppe Romano, tripletta personale, gol su punizione deviata, un gol di rapina con scippo e tiro dal limite e poi la perla finale sul calcio di punizione. Aveva sbloccato la partita lo Gerfo, l'aveva riaperta col gol del momentaneo 3-1 Uzzo. Noi restiamo collegati dal Pietro Pisani, intanto qualche contributo dai campi targati Sportisili, ovviamente restate con noi.
Un'eterna sfida, bivio fondamentale per imporsi, per dire siamo noi i più forti. Amici di Sportissimi, ciao da Salva Giracci, benvenuti al Giovanni Aloisio di Misilmeri, provincia di Palermo e Monreale Parmoval. Una partita che vale una stagione, lo spareggio per il primo posto nel girone B palermitano del campionato Under 19 della Sicilia. La Parmoval a salire, Chifari sterza verso l'interno, calcia, Chifari traversa, pallone che rimbalza giù, allontana di testa Francesco Parlato, mucchio dentro, pallone anche, colpo di testa doppio per il palo, colpito dalla squadra di Bellingardo. Ferdinando Fiore sale, ha insistito un po' nel portarla avanti, cerca di salire a sua volta Costantino, fallo, fischia l'arbitro, cartellino rosso per Sanalitro, fallo da ultimo uomo, Parmoval in 10 al quarto d'ora di gioco. Randazzo con Favata che non intuisce l'aggancio dell'avversario, Uzzo dentro il pallone messo in rete dal Monreale, il gol del vantaggio. Pallone in mezzo, il possesso di Lorenzo Russo che calcia, il pallone scorre sotto porta, il pareggio di Favata in 10, la Parmoval fa 1-1 con Favata. Il gol di Costantino, poi il pareggio di Favata, ma prima è successo un po' di tutto. Intanto questa conclusione di Carlino, deviata in calcio d'angolo, poi l'espulsione di Sanalitro. Da lì è cambiato un po' tutto. Attenzione ancora alla risposta di Liga su Randazzo. Parte la traiettoria in acrobazia, super gol di Riccardo Parinello. Il Monreale si riporta avanti così, con l'acrobazia, con la giocata personale di Parinello, 2-1. Parinello poi reclama il fallo. Punizione già battuta per la Parmoval. Arriva Gabriele Molinini che se la porta sul sinistro, entra in area Molinini sul fondo, anche questa morbida. Pallone in mezzo, colpo di testa di Labate, occasione assurda per la Parmoval. Salita in fascia, fallo, doppio giallo per Chifari, che era stato ammonito nel primo tempo. Parmoval in 9. Spazio a disposizione per la squadra di Gaetano. Pallone largo, Randazzo al limite, se la sistema, poi calcia. Altra battuta in mezzo, colpo di testa di Mutolo. Fuori. Pallone dentro interessante. Allontana però il Monreale sempre di testa. Campanella, solito spazio, con un'azione in cui c'è Parinello davanti alla porta, tutto il tempo per calciare e mettere dentro il gol del definitivo 3-1. Doppietta decisiva in questo secondo tempo. Mutolo, forse una deviazione, pallone allontanato ed eccolo qui, il triplice fischio, esulta il Monreale che vince lo spareggio per il primo posto in questo girone B palermitano del campionato Under 19 siciliano, batte la Parmoval 3-1. Il quarto derby dell'Eleuterio della stagione tra Oratorio Marineo e Don Carlo Misilmeri vale punti importanti per l'una e per l'altra formazione. Gli uomini di Pagano cercano di scrollarsi dalle sabbie mobili della zona play-out, dall'altra parte i biancorossi di mister Aronica cercano punti importanti in chiave play-off. Si comincia in una partita non troppo esaltante dal punto di vista delle palle gol e ce ne renderemo conto molto presto. Il primo squillo arriva infatti dopo una decina di minuti, arriva dalla parte dei padroni di casa con questa conclusione bloccata in due tempi da Simone Marino. Poi
attacca sulla destra la formazione di Mister Pagano con questa sgroppata di Di Maggio che riesce a liberarsi, mette anche in mezzo un buon pallone per il colpo di testa da parte del giovane Sanna Sardo che cerca il bis dopo il gol realizzato sempre in casa contro il Cruz Palermo. Poi calcio di punizione di Ciancimino, altro colpo di testa, poi la palla liberata dopo l'intervento di Marino. Insistono ancora i padroni di casa, ma dopo 2 minuti e mezzo di recupero finisce un primo tempo abbastanza scialbo sul piano delle occasioni. Allora andiamo col film del secondo tempo di questo derby dell'Eleuterio, ancora con il Marino che mette in gioco il pallone, opportunità con Colley che recupera una buona palla, poi la sgroppata per vie centrali fermata, ancora Colley che decide di mettersi in proprio il servizio per Sagnong che gira col sinistro, palla decisamente fuori bersaglio. Attacca ancora la squadra di Pagano, qui forse un fallo ai danni di Fricano, allora può avanzare Colley che guarda la porta, la cerca col sinistro, smanaccia bene Simone Marino, poi Cancialdi allontana il pericolo. Poi minuto 65, minuto importante perché la Don Carlo Misilmeri e il calcio siciliano in particolare ritrovano Pietro Balistreri assente dalla gara di andata contro la Leonfortese. Un lunghissimo calvario finalmente interrotto e dunque bentornato al numero 9 della Don Carlo Misilmeri che forse galvanizzata dalla presenza di Balistreri si riaccende come d'incanto. Qui il colpo di testa di Manfred che si spegne fuori, poi calcio d'angolo e altro colpo di testa, questa volta sopra la traversa, ma è una Don Carlo diversa nei 20 minuti finali. Qui cercata la giocata per i centrali da Lucera che recupera un buon pallone, può andare in ripartenza, si fa ingolosire dalla conclusione dalla distanza che però si perde abbondantemente alta. Ancora la squadra di Mister Aronica che propone questa palla, liberato al limite dell'area Cerniglia, conclusione del Misilmerese Doc che non trova il bersaglio. Poi minuto 91, punizione di Lonigro, c'è la sponda cercata verso Simone Giuliano che va in rovesciata, trova l'1-0 ma è tutto inutile, il direttore di gara ferma tutto, fuori gioco del centrale della Don Carlo Misilmeri e dunque il risultato che non si sblocca, è il risultato che rimarrà così 0-0 tra Oratorio Marineo e Don Carlo Misilmeri, un punto che di fatto muove pochissimo per entrambe le squadre. Ora ultimi 180 minuti di campionato da Sportisile è tutto, alla prossima. ...90 minuti uguale un campionato intero, c'è stato sempre equilibrio, prima o poi deve finire tutto però, è questo il pomeriggio della verità. Amici di Sportisili, ciao da Salvo Geraci, benvenuti al Santissimo Salvatore di Partinico, provincia di Palermo, e Partinico Audace Folgore Castelvetrano, 26esima e ultima giornata del girone A di promozione siciliana. Parte Bagnali in mezzo, colpo di testa lento da parte di Spinelli con la Folgore che con una vittoria ritornerebbe nel massimo campionato regionale siciliano. Attenzione al tiro che sorvola il palo, l'occasionissima per 5 mani, sarà buono a calciare. Bognani si è disinteressato, parte buono morbido verso il secondo palo, lo stacco di testa ad opera di Lupo, la battuta in mezzo, altro colpo di testa, deviazione in porta, il vantaggio della Folgore Castelvetrano. L'ultimo tocco con la Folgore che festeggia, Samuel Spinelli, 1-0. Si va a prendere l'abbraccio di tutti, la classe 2002. Folgore che oggi deve fare a meno anche di Galluzzo, in stampelle presente qui al Santissimo Salvatore. Ancora Spinelli, colpo di testa centrale per Versaci, il cross di Lupo. In mezzo colpo di testa di Logaio, pallone però regalato a Rustico che si è girato. Nuovo traversone, risponde Celestra, la prende Bilella Ciur, colpisce un po' di fortuna Bono, ostacolato al limite, poi il tiro che sfiora il palo, l'occasione per Bilella Ciur, niente da fare. Altra proposta stavolta di Bussa, allontana Celestra, scivola Bono sul più bello, la prende a Ciur, calcia centrale basso. 5 mani, lascia tutto a Ferrante che calcia. Rallo, l'aggancia Spinelli in quella zona di campo Logaio, ma prima arriva Bono.
Il cross di Bono e da solo Rustico che di testa si mangia il raddoppio. Punizione da parte di Kodace già battuta a 5 mani. C'è il tiro pizzolato a chiudere le gambe. Stava andando al volo Miceli. Versace lungo. In 2 a saltare la prende Barbero. Ferrante mette in movimento Miceli. C'è il tiro di Miceli. Super parata di pizzolato oltre la traversa. Spazzabussa. Laffar. Bellomo aveva chiesto il tiro da fuori, non è arrivato. Amiri in mezzo, secondo palo, lo stacco di testa di Maranzano. E ancora pizzolato. Mani nei capelli per Bellomo. Spinelli la prende con il petto, si allunga ed evita Logaio. Ancora Spinelli, entra in area il passaggio per Rustico, non c'è l'aggancio, esce Versace, è ancora viva. Rustico lascia dietro, il pallone è per Lupo, propone, cerca Spinelli, colpo di testa, fuori. Rimessa lunga, interviene Maranzano, di testa Bognanni, serie di rimpalli, poi il tiro da fuori di Macaluso, controllato da Pizzolato. Bognanni cambia tutto da Lupo. Cross Rustico, spalla alla porta, acrobazia Versace e poi ancora Rallo. Barbero la vuole lui per farla lasciare, ma eccolo qui il triplice fischio. La Folgore Castelvetrano torna in eccellenza. 1-0 al Party di Kodace. Tutto deciso dal gol di Spinelli. Finisce così il... Entriamo live dal Pietro Pisani, secondo tempo di Don Carlo Misilmeri Monreale, che parte in quest'istante, ma con una falsa partenza. Il direttore di gara che vuole fischiare di nuovo, anche perché c'erano dei cambi, in particolare uno per il Monreale. L'ingresso di Campanella, l'uscita di Francesco Parlato, quindi cambio offensivo per il Monreale, che toglie un difensore, mette un giocatore solitamente impegnato sulla tre quarti, mentre a proposito di quello che vi dicevo sulla pioggia che stava dando una tregua, dimenticate quello che ho detto, perché durante l'intervallo è partito l'acquazzone. Nonostante tutto spalti pieni al Pietro Pisani di Palermo per questo secondo tempo, che finalmente può cominciare. Comincia con Monreale in possesso, Monreale che ha 3 gol di svantaggio da recuperare, ma dall'altra parte c'è una squadra che ha giocato un grandissimo primo tempo, sta difendendo il pronostico nato non solo dalla qualità dei interpreti per Mister Lobue, ma anche dal fatto che comunque c'è una squadra che ha stravinto il proprio girone non semplice, tra l'altro. Squadre come Aspra, come Casteldaccia, come Marineo, che attingono a piene mani dalle proprie prime squadre, tanto quanto lo fa la Don Carlo Misilmeri. Dall'altra parte un Monreale che ha lottato per avere la meglio in un girone altrettanto complicato come il B, che vedeva formazioni come Resuttana San Lorenzo, come i campioni in carica, almeno in ottica provinciale, del Cus Palermo. Intanto Pesetti corre sulla sinistra, ancora Pesetti va sul fondo, respinge Randazzo, che poi va anche alla riconquista del pallone. Campanella, Pollari ancora per Campanella, adesso nuovamente Randazzo, pressato e fermato dall'intervento da parte di Romano, poi il cross di Pesetti allontanato prima da Davi, poi da Carlino. Romano ci mette un po' a controllare, poi serve Virzì, De Caro va avanti, De Caro che propone poi il cross, Caracappa, fuori gioco. Fuori gioco di Samuele Caracappa, che sta rivelando, sta confermando ottima spalla, ottimo
ottimo elemento di raccordo. Questo. Tieni. Samu, arbitro. Tanto punizione battuta dal Monreale, che ha dunque giocato la sua prima carta, ovvero sia Campanella. Recupera palla Virzì, Caracappa, al limite Caracappa, col destro! Ed eccolo qua il gol di Samuele Caracappa, il gol del 5-1 su un'altra palla recuperata in fase di disimpegno da parte del Monreale. Recupera e segna Samuele Caracappa. Gloria dunque anche per il numero 10, che trova il gol personale, il gol che mette un ulteriore sigillo su questa vittoria che sta maturando. Ovviamente c'è ancora tanto da giocare, vedremo sicuramente i componenti della panchina della Don Carlo chiamare al mantenimento della concentrazione molto alta per questa discesa di questo secondo tempo, che però ancora continua con la Don Carlo che attacca. Lo Gerfo, colpo di testa di Uzzo, abbassato sulla linea dei difensori dopo l'uscita di Parlato. Aiutalo che è solo. De Caro in avanti, di testa ancora Uzzo, poi Lo Gerfo apparecchia per D'Agostino. D'Agostino, serie di rimpalli, poi palla recuperata da Seidita. Seidita corre, evita Virzì. Virzì con recupero, fermato da Carlino. Vale, continua. Insieme a Pellegrino, dai. Uzzo allontana con la spalla, interviene Campanella, eccolo Campanella. Campanella prova a prendere il centro, Romano ancora una volta gli nasconde il pallone, poi però vince anche il rimpallo. D'Agostino, Romano sterza e ricomincia da Bonaccorso. Non la buttare. Chinnici, lancio lungo, D'Agostino prende in controtempo Uzzo e può andare. Uzzo però torna su di lui, la porta via. Poi pallone allontanato sui piedi di Ingrassia. Ingrassia, Virzì fermato. Prepara la prima mossa anche Giampaolo Lobue con l'ingresso di Bonanno, il numero 17 per lui. Tanto c'è la sponda di Virzì, il controllo di Lo Gerfo, ancora Virzì che la fa scendere, prova a calzare, viene fuori un tiro masticato, controllato con calma da Chinnici. Poi l'anticipo di Ingrassia, arriva Follari che corre, ancora Follari, riesce a tenere palla. Di prima Carlino, poi Campanella non arriva Costantino, ora Campanella, anzi Parrinello. Carlino, Seidita in avanti sulla corsa di Carlino che propone subito in mezzo, ancora Carlino, una seconda chance, deviazione, calcio d'angolo, reclama il tocco col braccio. Carlino, non è di questo avviso il direttore di gara, arriva adesso il cambio, se il direttore di gara si avvede della chiamata. Sì, arriva adesso. D'Agostino. Esce D'Agostino. Ed entra giusto Bonanno. Maglia numero 17 a Flaggi. Non potrebbe essere altrimenti per D'Agostino che esce dall'altra parte, dunque subito campo per Bonanno. A breve ricorderò anche entrambe le panchine, i due allenatori che hanno effettuato un cambio a testa. Intanto occhio all'angolo. Marchiamo, sta sempre in movimento là, Ingra, sulle gambe stai là. C'è il fischio dell'arbitro, la battuta del calcio d'angolo, primo palo, c'è la spizzata che non viene raccolta. Temporeggia,
Randazzo alimenta l'azione, finta di crossare, il cross adesso, interviene De Caro, poi stacca proprio Bonanno, prova a intervenire Davi, di testa Carlino, un po' di confusione, prova ad allontanare ancora Follari, Bonanno, Follari, prova ad accelerare il capitano del Monreale, ancora Follari, lo aspetta Pesetti, Follari si trascina il pallone oltre la linea laterale, poi gesto di stizzo, anche lui non sta riuscendo a rendere come suo solito. Dicevo le panchine, Don Carlo che ha a disposizione Colline, Alessandro Alcamo, Morello, Gaspare, Alcamo, Tarantino, Scattareggia, Pellegrino, Mannoia. Dall'altra parte, dopo l'ingresso in campo di Campanella, il Monreale a disposizione del secondo portiere Rancatore, poi Gulino, Cristofalo, Bonpasso, Brocco, Greco, De Cofano e Giaimo. Di testa, bravo P di Spezio ad appoggiare per Chinnici. De Caro prende il centro, ha già saltato un paio di avversari, ancora De Caro che taglia tutto il campo, poi appoggia per Pesetti. Anche Pesetti cerca di avventurarsi, poi cerca la palla verticale per Virzì che si gira, Lo Gerfo al limite, calcia! Palla sul fondo, si è riacceso Vincenzo Lo Gerfo. La palla fuori. È arrivato ora in panchina D'Agostino, accompagnato dagli applausi dei sostenitori della Don Carlo giunti qui al Pietro Pisani. Ricordo tra l'altro che la Don Carlo sarà impegnata nel weekend pasquale e sarà di fatto l'unico campionato ancora impegnato a livello dilettantistico, visto che la promozione, almeno per quel che riguarda la regular season, si è chiusa domenica scorsa. Vi abbiamo reso conto della promozione della Folgore Castelvetrano che, battendo la Partini Audace, ha vinto il girone A. Ma attenzione a Pesetti che corre, fermato da Follari, poi il rimpallo lo favorisce ancora. Pesetti cerca il tocco, Lo Gerfo fermato, Pesetti, l'arbitro lascia giocare, c'è Virzì, conclusione alta. Dicevo, Folgore Castelvetrano che ha vinto il suo girone, il girone A, si aggiunge al Geraci che abbiamo seguito a lungo e ha vinto invece il girone B. Vedremo chi salirà dai playoff. Eccellenza che invece tornerà in campo sabato, la vigilia di Pasqua, con la penultima giornata della regular season. Don Carlo impegnato in casa contro l'Acragas, ultima partita in casa della regular season, visto che domenica 16 ci sarà l'incontro con la Parmoval. Occhio qui a Caracappa, tu per tu con Cannella, e sono 6 per la Don Carlo, sono 2 per Samuele Caracappa, che qui non doveva fare altro che trasformare in gol il cioccolatino ricevuto dai compagni. 6-1. Adesso partita che assume, e punteggio che assume contorni iperpesanti per il Monreale. Forza ragazzi, che c'è per sé? Tanto c'è un cambio. L'uscita di Randazzo. L'ingresso in campo, maglia numero 17 di Greco. Secondo cambio per Di Gaetano, che ovviamente non vuole lasciare nulla di intentato. Mancano 34 minuti più recupero, è chiaro che vuole rendere l'onore delle armi la squadra che la scorsa settimana proprio sul campo di Misilmeri si è guadagnata l'accesso a questa partita. E l'accesso a questo ottavo di finale che però Don Carlo sta dominando, e non solo per il risultato. Gira palla proprio la squadra di Lobue che inizia a preparare qualcosa dopo l'ingresso di poc'anzi di Bonanno. Lo Gerfo col petto su Virzì che prova a giocare in verticale, viene fermato. Davi passa in mezzo a 2, tocco per Parlato, poi
Greco fermato da Pesetti, ancora Parlato che cerca di cambiare gioco, lo fa con un passaggio però letto facilmente da De Caro. Romano verticale per lo Gelfo che non arriva, e allora Cannella va a lungo su Virzì, però Davi con un braccio, non secondo l'arbitro però, 6 dita, prova a correre, lo aspetta De Caro, poi Parrinello la tiene, viene fermato. Arbitro! C'è cambio. Con l'uscita di Samuele Caracappa, l'ingresso di Alessandro Alcamo. Secondo cambio entra Alessandro Alcamo, che era andato in gol nell'ultima partita di fatto giocata dalla Don Carlo Misilmeri, l'unica partita persa tra l'altro dalla Don Carlo Misilmeri in questa stagione, quella contro l'Aspra, partita in cui, considerando il campionato già vinto e anche gli impegni anche della prima squadra, mister Lobue ha mandato in campo diversi elementi sotto età, diversi elementi solitamente poco utilizzati, tra questi Alessandro Alcamo, che ha timbrato però il cartellino nel primo tempo, con lui anche Mannoia che fa parte della panchina oggi. Tanto lo Gelfo non riesce a far sponda, Follari recupera palla, viene però triplicato e fermato, ultimo tocco di Alcamo, quindi rimessa Monreale con Follari. Parlato, lungo, colpo di testa di Pesetti, poi Greco controlla, viene pressato da Virzì, rimessa per il Monreale, ultimo tocco di Pesetti. Lasciala Davide, mettiti bene là, mettiti bene là. Ci dice a bene La rimessa di Follari direttamente in area, colpo di testa di Bonaccorso sui piedi di Parrinello, che finta ancora, Parrinello prova a passare, c'è il servizio per Costantino, forse in posizione irregolare, quel cross, Bonaccorso, poi Greco subito dentro a cercare Campanella, conclusione di poco fuori. Dani! Tanto mister Lobue chiama Piero Pellegrino, elemento anche lui di grande talento, nato nel 2006, quindi neanche 17 anni compiuti, ha giocato anche qualche gara da titolare, mentre qui Davi rischia in mezzo a due, può solo metterla fuori. Il fallo laterale di Ingrassia, De Caro però a prendere il centro, poi crossa col sinistro, la palla arriva in area, colpo di testa di Greco. Alcamo pressato, prova a girarla su Virzì che non la tiene in campo. More, dai, di più, More, di più dai, More. Pesetti con l'anticipo, poi Virzì anticipa tutti Follari, Parlato, lo Gelfo recupera, poi Bonanno per Ingrassia, controllo non perfetto, lo ferma Seidita che cerca di far ripartire il Monreale, lo chiude però ancora De Caro, gran partita da parte di De Caro. Romano quasi patta sul terreno di gioco, poi la palla rimane incollata al piede e apertura per Alcamo, Follari su di lui, ancora Alcamo, cerca spazio, può girarsi ancora fronte alla porta, Alcamo, Virzì, posizione regolare, riesce a dare il pallone di ritorno ad Alcamo, arriva Davi a portargliela via, ad evitare il calcio d'angolo. Follari, pressato, fermato da Virzì. More, spogliati, More! Parlato, Davi, Parlato, palla per Uzzo che deve inseguirla sulla pressione di Ingrassia. Uzzo scarico che arriva
Poi guadagna fallo laterale Carlino. E c'è una rimessa. Parrinello. Follari. Avanza Follari. Poi fermato Parrinello. Uzzo appoggia indietro a Cannella. Il lancio del portiere del Monreale. Colpo di testa di Bonaccorso. Oggi praticamente una giornata in ufficio per il centrale. Carlino va teso a cercare Greco, poi Campanella la fa scorrere. Campanella finta al sinistro, Bonaccorso dice che non si passa da lì. Uzzo qui non la controlla, allora attenzione allo Gerfo che punta. Lo Gerfo in area contro Davì, l'1 contro 1. Lo Gerfo cerca Alcamo, chiude Follari. Fallo laterale. Tanto un cambio per parte con Rancatore che prende il posto di Cannella. E soprattutto l'uscita dell'uomo del match di Giuseppe Romano. Applausi scroscianti, altrimenti non può essere per il dominatore assoluto di questa partita. 3 gol, tante grandi giocate. Al suo posto l'ingresso di Samuel Morello. Tanto altro cambio, entra Jaimo del Monreale. Esce Uzzo. Un doppio cambio, possibile che questo risultato già abbastanza definito porti gli allenatori anche a ruotare i giocatori. Mancano 26 minuti più recupero. Don Carlo che, mantenendo questo punteggio, avrà un altro impegno tra una settimana, ovvero sia il quarto di finale. Qui lo Gerfo, contrasto con Jaimo, calcio d'angolo. Si è fatto bene i conti, è il primo dall'inizio della gara per l'11 di Mister Lobue. È subito coinvolto Morello che va a calciarlo con effetto a uscire. La battuta con la palla sul secondo palo di testa De Caro, sopra la traversa. Parlato. Greco su palla, stimolato anche dal suo allenatore, lo ferma però il solito Virzì. Parlato, anticipo di Pesetti, poi trattenuto da Greco, l'arbitro lascia giocare, anzi no, fischia calcio di punizione. Sta per scoccare anche l'ora di Pellegrino, presumibilmente uscirà lo Gerfo di cui di fatto è il backup nel ruolo di punta centrale. Lo Gerfo trattenuto da Davì, una delle ultime giocate della sua partita. Ancora lo Gerfo porta a spasso la palla, porta a spasso il suo rivale diretto Morello, pressato e fermato da Campanella. Poi Seidita si gira, anticipo su Carlino del solito Bonaccorso, poi Parrinello l'appoggia a Parlato che apre a destra, Greco colpo di testa, prova a inserirsi Carlino ma la palla è lunga per tutti ed esce Chinnici battuto di fatto sull'unico tiro che ha centrato lo specchio della porta in casa Monreale. Ha avuto altre 2 occasioni la squadra di Gaetano ma senza mai centrare lo specchio. Follari non controlla, poi Davì di testa, Parlato la porta su col tacco, poi sterzata per evitare Alcamo. Avanza Alcamo, scusate, avanza Parlato. Jaimo
tocco largo, completamente sbagliato. Arriva il cambio, arriva l'ora di Pellegrino. Esce Vincenzo Lo Gerfo, suo il merito di aver sbloccato la partita. Lascia il posto a Piero Pellegrino. E qui abbraccio con Mister Lobue. E dunque fuori gli autori dei 6 gol con cui la Don Carlo sta guadagnando l'accesso ai quarti di finale del campionato regionale juniores. Conosceremo probabilmente entro la fine della settimana, quindi tra domani e dopodomani, gli accoppiamenti dei quarti di finale. Vedremo anche se, come succede anche con la Coppa Italia di eccellenza, si seguirà il criterio di vicinanza geografica. Qui tanto Greco con una conclusione sul team, tanto sono praticamente ufficiali i nomi delle altre 7 squadre che si incontreranno tra una settimana, ovvero sia il 12 di aprile, mercoledì. Alle quali si aggiungerà a meno di clamorosi ribaltoni che non ci aspettiamo dopo la Don Carlo Misilmeri. Ha ragione Ale. Vieni. Alza la testa. Si tratta, mentre qui c'è il fallo e il calcio di punizione, si tratta del Messana che ha battuto 2-0 il Camaro, del Catania San Pio X che ha battuto 3-1 il Gela, Real Siracusa Belvedere che ha vinto 7-4 contro il Vittoria, presumibilmente ai calci di rigore, mentre intanto attenzione ad Alcamo che spinge. Alcamo indietro per Virzi, prende il centro Virzi, Morello, ancora ad Alcamo che ha tanto spazio. La mette giù Alcamo, va a puntare Follari. Alcamo col cross in mezzo a voto Pellegrino, non riesce ad arrivare. Poi nessuno sul secondo palo. Morello. Mentre è rimasto giù De Caro. Allora torno a elencare i nomi delle squadre che si sono qualificate. Dopo il Messana, dopo il Catania San Pio X, dopo il Real Siracusa Belvedere, passa la Pro Falcone che ha battuto 7-1 il San Fratello, l'Unitas Sciacca che ha battuto il Castellammare per 3-2. Attualmente risulta ancora in corso la partita che vede il Team Sport Millennium avanti contro la Meridiana. La partita è iniziata alle 17:30, quindi ci sta che possa essere ancora in corso. E poi Misilmeri che sta vincendo nettamente contro il Monreale. Tanto cambio per il Monreale. Fuori Follari. E dentro De Cofano. Ancora a terra De Caro. Prepara un'altra mossa Mister Lobu e sta per giungere il momento di scattareggio. Cambio. Glielo dici tu, va bene? Entra proprio al posto di De Caro che non ce la fa. Tu centro-sinistra, Fascia che passa sul braccio di Pesetti. Pesetti. Ingra! De Caro che esce un po' a fatica. E ingresso per scattareggia con la Don Carlo che passa
a 3 in difesa, l'indicazione di mister Lobue. Me lo manda, anzi, me lo manda. Vedi perché un po' di tutto insieme. Perché calcio tutto insieme, non porta chi non c'era una cosa del Davi, De Cofano, palla persa, malo modo da parlato. Allora attenzione alla corsa di Pellegrino che entra in area. Pellegrino dentro, la vedi mezzo tra un tiro e un assist, la palla si perde fuori. Vieni, giusto, vieni, Pelle, piano piano, Pelle, piano piano. Intanto palla buttata via da Jaimo. Con le mani Bonaccorso, colpo di testa di Campanella, poi Seidita fermato, allora può tornare a palleggiare Morello per la Don Carlo Misilmeri. Morello dribbla e poi apre, passaggio però telefonato e raccolto da Greco. Greco resiste a Virzì, ancora Greco, Morello torna sul pallone, cerca di recuperarlo, non ci riesce, poi Pesetti perde il rimpallo con Greco che prova a correre, Pesetti però recupera, Greco forse la tocca per ultimo, sì, perché poi Pesetti la fa passare, ottima giocata difensiva, Don Carlo che rimane abbondantemente sul pezzo. Sempre deciso là. Vieni, Pelle, vieni. Di Spezio scattareggia, batte lungo a cercare Pellegrino, colpo di testa di Campanella, poi Seidita palleggia contro Bonaccorso, ancora Seidita, Passate un po', Ale, abbassate un po'. Carlini apre Non far uscire Virzì. su De Cofano che sbaglia il tocco, Alcamo glielo sporca, per ancora De Cofano per Davi. De Cofano di prima, passaggio non facile da leggere, arriva Carlino, Jaimo, lancio intercettato facilmente da Ingrassia, poi lo scambio, arriva Virzì anticipato, Jaimo per Campanella, Non ti fermare, giusto? la corsa di Seidita, però Bonaccorso in netto vantaggio, appoggia su Chinnici senza guardare, palla persa e calcio d'angolo. Belle, rimani qua. Battuta del calcio d'angolo per Campanella, salgono le torri nel Monreale, pallone sul secondo palo, lungo per tutti, Calmate di spalle, però comunque ad arrivare Parrinello pressato col fallo ingenuo qui commesso da Di Spezio. Calma Enrico! Troppo poca, minchia, diventa tranquilla, la palla non è fuori. Rimasta a terra Parrinello, necessario l'intervento. Si può parlare in panchina al telefono. Dunque calcio di punizione con il Monreale momentaneamente in 10 e con Campanella sul punto di battuta. Ultimo quarto d'ora già iniziato. Si rialza il 10 intanto, mentre Campanella è pronto a battere la punizione. Il direttore di gara che invita Pesetti a mantenere la distanza in barriera e poi fischia la battuta di Campanella sul primo palo, palla che attraversa tutto lo specchio della porta, si riparte dal fondo.
Intanto la palla di Ingrassia, può arrivare Pellegrino, l'uscita di Rancatore, Pellegrino sul palo e poi salva De Cofano. Virzi prova a passare, ancora Virzi, l'altro dribbling, Pesetti in posizione di fuorigioco. Basta chiacchiere, è finita, vieni qua. Giusto, attenzione là. Qui un po' si è fermato Virzi, un po' Pesetti è rimasto nella terra di nessuno e ha così rovinato quasi la bella giocata del suo compagno con la maglia numero 9. Spingi Ale. Rancatore, Davi, lungolinea, Carlino. Carlino apre per De Cofano che la raggiunge. Ancora De Cofano, intercetta Virzi che poi salta il 19 avversario, Alcamo. Con calma su Di Spezio e su Chinnici. Giocala, Matte! Morello alza la testa, vede la corsa di Pesetti, prova a premiarlo, Pesetti che prova a bruciare De Cofano, ancora Pesetti che resiste, c'è l'uscita e l'arbitro fischia fallo di mano di Pesetti. Piano, Pesetti! Tranquillo. Vai, Pesetti, resta là. Piano. Spalle alla porta, 6 dita. Rimessa per Jaimo. Parlato, che adesso fa addirittura il difensore. Carlino. Davi. Carlino. Buona! Scala e poi salire in Grassia là! Carlino cerca la battuta lunga, scivola Greco, palla che si perde fuori. Oh! Non ti schiacciare, Ingra! Non ti schiacciare, accompagnala! Sconfitta che nei numeri sembra quasi ridimensionare il cammino del Monreale, ma resta l'ottimo percorso, ripeto, squadra composta da tanti elementi anche nati nel 2005, oltre cosa una delle poche squadre, almeno per quel che riguarda i 2 gironi palermitani, a non schierare una squadra in un campionato per adulti, tra virgolette, ma comunque fatto ottime cose, tante cose in un girone che prevedeva i campioni in carica. Fate attenzione a Virzi che corre, Virzi, l'uscita di Rancatore, addosso lo a Virzi, la recupera Pellegrino, la porta è vuota, Pellegrino! Settimo gol, settima bellezza della Don Carlo, a segno anche Piero Pellegrino che si becca l'abbraccio di mister Lobè in panchina, un misilmerese doc che segna il settimo gol. A segno anche l'altro attaccante a disposizione di mister Lobue, settimo gol. Parlavo della difficoltà comunque di un girone molto equilibrato, quello B di questo campionato per quanto riguarda la provincia di Palermo, con Resuttana, San Lorenzo, Cus, Palermo campione in carica e Parma comunque schierava una squadra che era praticamente quasi la stessa mandata in campo la domenica nel campionato di eccellenza. Tra altre cose tutte e 4 le squadre sono arrivate veramente con un margine minimo, 4 i punti di vantaggio del tandem di testa rispetto al Cus che è arrivato quarto. Non lo fare girare, ormai non lo devi mollare là. Dicevo, sconfitta che non ridimensiona il cammino, ma sconfitta che sicuramente dà forse la dimensione di quella che era la differenza in campo. Fermi restando comunque gli applausi e i complimenti per la stagione fatta alla squadra di mister Di Gaetano, e chissà che non possa essere l'anticamera del ritorno nel calcio dei grandi
per questa società. Ma intanto attenzione a Virzì che corre, non è sazio Virzì, prova a sterzare, Virzì, tiro deviato, arriva Arrancatore. In effetti manca solo la firma del numero 9, uno di quelli abituati a trovare il gol anche con una certa frequenza nel girone. E tra l'altro praticamente l'unico ancora a non aver trovato la via del gol, almeno tra i giocatori deputati a farlo considerando i numeri in stagione. Qui Di Spezio contro Greco, la palla rimane in campo, la guadagna il difensore che poi si aiuta con Pesetti per liberare. Poi recupera Parlato, Parrinello, serie di finte, perde palla, un po' fumoso nella circostanza, ma è stato ciò che gli è stato spesso imputato nella stagione, che è costato anche qualche giro in panchina. Qui Davì, fallo di Pellegrino. Campanella, battuta lunga con calma Di Spezio, Virzì, fallo di Parrinello che subito si ferma, chiede scusa al suo avversario. Morello alla battuta, arriva Campanella che poi prova a trasformare l'azione in offensiva, palleggia Parlato, si appoggia a De Cofano, avanza De Cofano, palla per Parrinello che non può arrivare. Ingrassia, battuta a cercare Pellegrino che può controllare, si gira Pellegrino, vede il movimento di Alcamo e lo serve, poi Alcamo con lucidità non punta e serve Virzì. Virzì in area, Virzì davanti a Arrancatore che lo blocca. Cofano, palla per Greco, Pesetti con l'anticipo e poi con la corsa, inesauribile Pesetti che riesce anche a crossare. Arrancatore, c'è Pellegrino che va a dare una mano a Pesetti a ripiegare, ma ha già recuperato palla la Don Carlo. Morello sventaglia su Pesetti, controllo e può puntare De Cofano. Pesetti, arriva Alcamo a dare una mano, posizione regolare di Alcamo, la palla poi giocata per vie centrali da Alcamo, tocca Pellegrino, Pellegrino zona di sparo sul fondo. Iniziano adesso gli ultimi 5 minuti di partita, punteggio di 7-1 per chi si fosse messo in visione in ascolto da poco. 3 gol di Romano, 2 di Caracappa, 1 di Lo Gerfo e 1 di Pellegrino per la Don Carlo Misilmeri, che aveva subito il gol del momentaneo 3-1 da Uzzo, ma poi ha concesso veramente qualcosa di anche inferiore rispetto alle briciole agli avversari di serata. Quasi un contest match questa sera al Pietro Pisani, che di fatto regala, anche se non esiste di fatto, il titolo provinciale. La squadra più forte della provincia di Palermo si sta rivelando la Don Carlo Misilmeri, che ora va a dare l'assalto a quello che è il titolo regionale. Adesso ci si scontra con le più forti di tutti gli angoli della regione e dell'isolato. Alcamo, anticipo di De Cofano su Pesetti, la palla però ce l'ha ancora Di Spezio, scattareggia Chinnici, dai, tranquillo. apre a destra dove c'è Ingrassia, Un attimo prima. Campanella sgambettato da Ingrassia, punizione Monreale. Parlato, De Cofano, palla centrale, Parrinello servito malissimo da De Cofano. Morello, Arriva. Pesetti la fa passare su Virzì,
e si butta nello spazio Pesetti. Virzi, guarda la porta, Virzi, calcia, arrancatore, poi Pellegrino. 8-1, doppietta di Piero Pellegrino, che dunque realizza ancora una volta dopo il tentativo di Virzi. Diventano 8 per la Don Carlo inarrestabile, la squadra di Mister Lobue, che vola ai quarti di finale del campionato regionale juniores. Tanto è arrivato il finale anche dell'ultima partita, ha vinto il Team Sport Millennium 2-0. E dunque Don Carlo, che numericamente parlando è l'ottava squadra a volare ai quarti di finale del campionato regionale juniores. More, vieni a sta palla. Vedremo tra domani e dopodomani gli accoppiamenti. Ricordo 16 aprile, 12 aprile l'incontro in gara secca, non ci sarà andata e ritorno per eleggere le 4 squadre che poi voleranno in semifinale, e poi il 29 aprile la finale parlato De Cofano, ultimo minuto in arrivo, palla lunga, scattareggia in anticipo. Prima Matte! Un attimo prima Matte, buona Se Simo! Pesetti non riesce ad arrivare, e allora rimessa in zona d'attacco per il Monreale. Qui riesce ad uscire palla al piede Pesetti, arriva Parlato, Jaime, poi prova a controllare Sedita ma non ci riesce, allora scattareggia, palleggia con Chinnici. Squadre proiettate al triplice fischio, alla doccia, le cose. Ha dato un po' di tregua, ha smesso di piovere di fatto nel corso del secondo tempo. Siamo già alle conclusioni, siamo già alla fine di questo incontro con Carlo Misilmeri, che ha stravinto questo ottavo di finale contro il Monreale. Il punteggio parla chiaro, 8-1. Si prende ai quarti di finale ora, di cui scopriremo a breve anche l'avversario. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale YouTube di Sportisili per non perdervi neanche un contenuto, di seguirci sui nostri profili social, Facebook, Instagram, Twitter e TikTok. Ma intanto celebriamo la vittoria della Don Carlo Misilmeri 8-1 contro il Monreale e qualificazione ai quarti di finale del campionato regionale juniores. Applausi comunque per il grande cammino fatto dal Monreale fin qui, ma ai quarti ci va la Don Carlo Misilmeri. Grazie per averci seguito, da Sportisili è tutto. Alla